sul tema di questa sera, agricoltura e agroalimentare, si incrociano tante tendenze, tanti pregiudizi, tante ideologie, tante manie. Scusatemi, ho un approccio molto diverso, come vedete, dal suo, piuttosto razionale, lucido, direi quasi livido in alcuni momenti. Il cibo sembra essere diventato un'ossessione, per molti è uno status symbol, come tu dicevi, per altri è la chiave della propria salute o una potenziale minaccia alla salute stessa, per altri ancora la via per salvare o per distruggere il mondo, collegando le scelte alimentari con la tutela dell'ecosistema. Questo accade in Italia soprattutto, che del nostro cibo, vino in testa, fa vanto e scuola nel mondo. Ed è un fenomeno che va guardato positivamente, escludendo ovviamente le posizioni maniacali. Noi vogliamo conoscere la storia di ciò che mangiamo, la sua provenienza, le sue caratteristiche nutritive, e questo è positivo, è un fatto positivo, è un attu della nostra economia. L'attenzione verso l'alimentazione è alta, anche da altri paesi sviluppati, soprattutto europei, e l'Europa ha fatto tante leggi utili per la nostra agricoltura. Poi, per la nostra agricoltura, per il nostro sistema agroalimentare e quindi direi anche per la pace. Poi il cibo non ce l'ha e purtroppo all'avvicinarsi del Natale questo è un tema che, come dire, si ripete e ci fa riflettere. E quindi arriviamo ad alcuni primi interrogativi: pace e guerra. Ma proviamo ad andare con ordine, se no affastellando le cose il rischio è di non portare a casa nulla. Siamo in un'epoca, tutte le epoche sono difficili, siamo in un'epoca dove grandi tendenze globali sembrano accavallarsi e ci fanno supporre, purtroppo ci fanno temere, che i loro punti critici possano arrivare a proporsi accavallandosi tutti insieme in un futuro non lontano. È un'epoca dove ci si domanda se si avrà come Italia, come Europa, come mondo occidentale, se ha ancora senso parlare di mondo occidentale, come pianeta intero, ecco, ci si domanda se si avrà la capacità di affrontare le sfide che si delineano o se si verrà travolti. Nella mia incarico parlare di agricoltura e di agroalimentare, e ovviamente resto sul tema del comandante Carinato, e la prima questione che pongo è quella delle bocche da sfamare: pace o guerra, demografia. Pochi numeri: oggi dovremmo stare sui 7,5 miliardi di individui, secondo le previsioni arriveremo a 10 miliardi fra mezzo secolo, forse un po' di più, forse un po' di meno, con una crescita concentrata nei paesi più poveri, quindi proprio quelle aree dove poi potrebbe essere più difficile nutrire le persone. Sentito mai parlare del Club di Roma? Beh, negli anni 70 il Club di Roma, un club di studiosi, Aurelio Peccei, faccio dei nomi, aveva chiesto al MIT un rapporto e tutte queste cose erano già state dette. Qualche numero forse ovviamente è cambiato, insomma tutto era già previsto, tutto si sapeva più o meno. Quindi, tornando alla demografia, si sapeva che la diffusione della medicina e dei vaccini avrebbe portato ad un abbassamento della mortalità infantile e ad un allungamento della vita media, con un passo più veloce del decremento del numero di figli per donna, cioè che si sarebbe andati incontro alla bomba demografica. Poi in alcune parti del mondo invece abbiamo l'incontrario, in alcune parti del mondo come la nostra dove c'è una denatalità in atto. Fatto sta che fra pochi decenni avremo un paio di miliardi di bocche in più da sfamare, e questo è il problema. A solo titolo di esempio, la Nigeria, che negli anni 60 aveva poco più di 50 milioni di abitanti, oggi ne ha più di 300, ne dovrebbe avere 700 nel 2100, più dell'Unione Europea di oggi. E abbiamo visto che dalla Nigeria all'Italia né il deserto del Sahara né il Mediterraneo costituiscono un ostacolo o una barriera al movimento delle popolazioni. Quali sono le soluzioni in campo agricolo ed alimentare? Beh, probabilmente servirà un mix di scelte, pace o guerra, anche qui, economia di pace o economia di guerra. Migliori infrastrutture, maggiori produzioni con pratiche agronomiche più produttive e più rispettose dell'ambiente, da mettere a punto per ogni coltura e per ogni regione, minori sprechi, maggiore capacità di creare riserve di cibo.
e sullo sfondo un'auspicabile maggiore stabilità politica, perché alla fine i problemi di carestia sono più prodotti dall'uomo che dalla natura, sono le guerre, le tensioni che generano poi le carestie. Cina e India che da soli fanno credo la metà della popolazione mondiale attuale, un 40%, sono e resteranno paesi con enormi popolazioni. Fino a che punto i sistemi agricoli di questi paesi potranno garantire elevate produzioni? La Cina, fra l'altro, come tutti sapete, sta acquistando terre in tutto il mondo, credo che siano arrivati ormai dappertutto ci sono cinesi che vogliono acquistare terre ed aziende agricole anche da noi. E l'Africa è il continente dove si concentra questa attività, il land grabbing della Cina, con tensioni, ci sono state già sommosse in Africa contro i cinesi. E questo potrà continuare senza generare ulteriori tensioni. E poi i grandi paesi esportatori, guerra o pace anche qui, potranno continuare a produrre e ad esportare. L'avete visto al G20 in Argentina che una delle principali tensioni è stata proprio sui dazi risolti poi con gli accordi sull'export di cereali e soia dagli Stati Uniti alla Cina. Insomma, anche qui la domanda non è solo se vi saranno produzioni adeguate per quantità, ma soprattutto se vi saranno accordi per garantire un mercato mondiale dei prodotti alimentari che non veda nuovi imperialismi, nuovi colonialismi, dei quali noi saremo vittime e non più, come dire, i cattivi protagonisti, o non veda più condizionamenti strategici, come oggi accade nel campo del cibo. E quindi, primo punto, il boom demografico che non può essere dimenticato. Poi, i grandi problemi ambientali. Restiamo anche qui nel settore agroalimentare senza parlare di tutto. Uno dei punti più critici è quello degli allevamenti, come sapete, lo dico con un sorriso perché di cattive notizie ne girano tante, anche di false notizie. Gli allevamenti richiedono una doppia trasformazione di cibo, prima per gli animali, poi noi ci mangiamo gli animali. Una doppia trasformazione quindi vuol dire una bassa resa. Se le proteine della dieta umana fossero prevalentemente vegetali si avrebbe un grande risparmio di input produttivi, saltando il passaggio zootecnico. Ma a parte le mode vegane, chi è realmente disposto a rinunciare alla zootecnia? Voi pensate ad un'Italia senza salumi, senza carni, senza latte, senza formaggi? Nessuno è disposto a rinunciarci. È solo che anche chi sta approdando ad una nuova ricchezza non è disposto a rinunciare alla sua quota di proteine animali. E se tutti i cinesi volessero mangiare la stessa carne che mangiamo noi, non dico che mangia un americano, forse questo tipo di zootecnia diventerebbe insostenibile. Più in generale, l'agricoltura, ovvero la produzione di grandi quantità di cibo, richiede grandi spazi e molteplici input, concimi, mezzi tecnici. Certo, le soluzioni via via si raffinano, si elaborano sistemi di coltivazione meno impattanti, la ricerca genetica procede. La capacità dei produttori migliorano e cresce la consapevolezza della gravità potenziale dei danni che le attività primarie possono fare agli ecosistemi, e questo sta un po' dappertutto. Però è difficile fare generalizzazioni, è difficile farle già in una regione come il Veneto, dalla montagna al mare, figuratevi a livello globale. Vi sono tante agricolture, però alcune tendenze purtroppo negative ci sono. Le statistiche ci dicono che la foresta amazzonica è erosa senza sosta per fare spazio a nuove coltivazioni per i ricchi e per i poveri, perché anche i poveri bruciano per piantare i fagioli e sopravvivere, non solo le multinazionali per fare la carne, eccetera, eccetera, eccetera. E tutte le foreste dei paesi della fascia equatoriale tendono a scomparire. E i nuovi suoli agricoli ricavati spesso in zone degradate o ricavati da disboscamenti sono a loro volta soggetti ad erosione. Non solo, l'agricoltura, come sapete, è anche produttrice di gas serra, risaglie ed allevamenti in primis. Qualcosa si può fare tecnicamente per diminuire questi impatti, ma qualcosa. E l'emergenza climatica, voi state seguendo il vertice a Katowice, vicino Częstochowa, no? Katowice, grande città carbonifera della Polonia meridionale, è stata l'ennesima passerella dove non si è deciso nulla. Credo che addirittura i polacchi abbiano fatto una mostra legata all'evento delle proprie miniere di carbone. E come sapete, a parità di energia prodotta, il carbone è il combustibile più inquinante.
sia come polvere sia come CO2 prodotta per quantità di energia. Quindi questi due fattori combinati, incremento della popolazione e problematiche ambientali, richiederebbero un pensiero politico forte per camminare sulla strada della pace, perché poi un pensiero debole è quello che porta poi sulla strada, non dico della guerra, ma dei contrasti e delle tensioni. Voi lo vedete questo pensiero forte? Non l'abbiamo visto al G20 in Argentina, non lo stiamo vedendo a Katowice. Però, visto che qui si parla di osteria, almeno nelle nostre osterie virtuali, perché siamo in un teatro, proviamo a fare dei passi in avanti. Pochi pensieri. I dibattiti ideologici lasciamoli alle spalle. I valori di ogni tipo vanno declinati in scelte possibili, attuabili, efficaci in tempi ragionevoli, condivise, rispettose delle tradizioni e degli spazi degli stati e dei popoli. Le soluzioni calate dall'alto spesso non funzionano. Vediamo i gilet gialli in Francia, che forse potrebbero pure aver torto. Però le élite di palazzo non sono amate. Inevitabile a questo punto fare un pensiero sulle migrazioni, legato ovviamente al tema della serata. Le migrazioni possono essere di per sé feconde e positive per tutti. Non lo sono gli esodi, quando spinti da carestie o da fame, che sarebbero, vista la quantità delle popolazioni in gioco, non sarebbero migrazioni, ma sarebbero invasioni per i paesi ospiti. Nessuno ama fuggire dalla propria terra, nessuno ama farsi annichilire per amore della storia. Teniamo presente anche questo, non facciamoci indurire il cuore, non perdiamo il cervello. Servono quindi scelte coraggiose, poche cose per la nostra Italia allora. Pensiamo al nostro balcone prima di pensare al mondo. Allora, ecologia del pensiero, nel senso non mentiamo a noi stessi, lo accennava anche il mio amico Elio. Liberiamoci da vecchie analisi, da luoghi comuni, ma soprattutto liberiamoci dalle false notizie che ci arrivano da ogni parte. Credo che non ci sia settore, forse quello della medicina è peggio, ma non ci sia settore come quello dell'alimentazione dove girano sciocchezze. È un invito a ognuno di voi a tenere acceso il computer, a tenere accesi tutti i social, però, come dire, a acquisire una capacità critica nella lettura e nel vaglio dell'informazione e delle fonti. Altre considerazioni. Non rifutiamo la scienza a priori. Il buon cibo di una volta per tanti aspetti è un mito, poteva essere una realtà. Qui avevo scritto un pezzettino di colore, ve lo leggo, perché consentitemi anche a me una piccola cosa personale. Io sono del 57 e ho vissuto sia a Roma che nei paesini delle Marche dove andavo in vacanza, una prima infanzia molto bella. Nei paesini dove andavo in vacanza, quindi i primi anni 60, mi ricordo la lotta contro la dorifora della patata, la leptinotarsa. I bambini venivano, c'era un'esuberanza di bambini, venivamo chiamati nei campi, li andavamo a cogliere e poi la schiacciavamo, era una festa. Io abito a Roma al centro, al Gianicolo per chi la conosce. Noi avevamo un pollaio sul terrazzo, una casa antica, bella, 6° piano, e avevamo 2 galline, famiglia piegata dalla guerra, alle quali davamo da mangiare gli avanzi, quindi un piccolo pezzo di paese trapiantato in città, per avere le uova fresche per i bambini, per me e per mio fratello. Era il 1960, questo mondo dove si schiaccia la dorifora della patata o dove si hanno le galline dentro casa non esisterà più, non tornerà più. La scienza, sia chiaro, non esiste la soluzione scientifica per i problemi ai quali prima ho accennato e non c'è un ritorno al passato. Dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo nel nostro arco. La lotta fitopatologica è molto migliorata, sono stati fatti dei passi da gigante, però poi ci troviamo la xylella nel Salento, a pagina 20 del manuale del perito agrario, sotto la voce batteriosi c'è scritto: la pianta colpita da batteriosi la devi eradicare e bruciare. Non l'abbiamo fatto, abbiamo chiamato gli stregoni, e adesso poi la xylella è avanzata, le piante devono essere distrutte, distruggendo un paesaggio, certo, ma inevitabile, e si può ricostruire, e si poteva contenere comunque il danno e non è stato fatto.
Credo che vada riconsiderata anche la genetica. Il dibattito sugli OGM è stato fuorviante. In Italia non ci sono, non ne parliamo. Però il dibattito sugli OGM ha portato con sé tutta la genetica, mentre la genetica è la parte più importante del futuro dell'agricoltura. Ci consente di prevenire e di contenere gli impatti delle coltivazioni sull'ambiente. Non va demonizzata presso i consumatori. Abbiamo tante soluzioni biologiche. L'agricoltura biologica è una delle possibilità che abbiamo, ma più in generale tutte le soluzioni biologiche sono quelle che funzionano meglio. Voi siete in una terra di vino, di fronte alla dorifora, alla filossera che arrivò nel secolo scorso distruggendo la vita, non furono fatti trattamenti di massa, fu messo il piede americano, una soluzione biologica che consente quasi in modo gratuito di risolvere un problema. A questo dobbiamo puntare ove possibile. Ma ripeto, non voglio fare gli stati generali della ricerca e sviluppo in agricoltura. Il messaggio è che senza scienza non andremo lontani. Altro argomento è la difesa del suolo agricolo, del territorio agricolo. I terreni agricoli si riducono di anno in anno di fronte ad una urbanizzazione e a una edificazione crescenti, non solo in Italia, in tutto il mondo. Si tratta di un fenomeno irreversibile perché poi il terreno non lo ricostruisci. Gli spazi agricoli vanno allora preservati, soprattutto quelli più fertili, e questa è una grande battaglia politica su cui serve ragionare, e direi che è una battaglia di civiltà. Per ultimo metto il grande argomento della qualità. I prodotti italiani sono generalmente di qualità riconosciuta, i nostri marchi, e provenienti da agricoltura biologica o da lotta integrata, ma non basta. Dobbiamo difendere la nostra qualità da importazioni che sono competitive solo sul prezzo, proprio perché pessime sotto l'aspetto della qualità. Ma voglio andare ancora avanti. Dobbiamo diventare esportatori dell'idea di qualità del cibo e dell'alimentazione. Guardate, non è cosa da fighetti questa. Significa proporre modelli produttivi sorretti da una governance di filiera dove si sappia chi produce, chi trasforma e chi distribuisce. È una battaglia di cultura che l'Italia la può fare e può essere vincente nel mondo, perché il mondo in fondo sì, non è solo disinteresse verso il cibo o carestia, non vorrei essere stato pessimista, il mondo è anche miliardi di consumatori sempre più attenti almeno alla qualità di quello che mangiano. E come state vedendo anche dalla pubblicità, chi sa mandare messaggi ambientali seri, veritieri, controllati e controllabili, ad esempio riguardanti l'impronta carbonica, gli impatti per produrre, il rispetto per l'ambiente, ecco, questo è vincente. E quindi credo che anche nel settore agricolo ed agroalimentare chi adotterà questi modelli rafforzerà il proprio ruolo di player a livello globale. Chiudo con un messaggio di ottimismo. Credo, dopo decenni, credo che si vanno affievolendo le utopie di decrescita, il sogno di un ritorno all'Eden. Si ritorna al mito dello sviluppo? Non lo so. Probabilmente ci si ritorna però come una spirale, ci si ritorna su un piano superiore, con una consapevolezza diversa, non bisogna ripetere gli errori del passato. Siamo tanti, i 10 miliardi di cui dicevo prima, tanti cervelli, spesso anche responsabili. Ecco, giochiamoci allora la partita della vita con intelligenza e mi piaceva chiudere con questa frase, giochiamocela in questo nostro piccolo pezzo di brandello di storia che ci è dato vivere e giochiamoci con intelligenza la nostra partita. Grazie.